Quindi, signor Sindaco, dal 2000 che c'è stato questo terremoto, qua hanno fatto i miracoli. Adesso noi siamo un municipio, ma anche le case che erano attorno, insomma, dopo abbiamo visto anche la casa che è stata restaurata ultimamente. Noi siamo scesi, diciamo così, da sottotetto, che abbiamo visto questi quadri di queste stupende artiste, siamo scesi a piano terra per la scuola materna. Perché ci tenevi tanto a far vedere questa scuola? Beh, perché comunque questo è un po' il fiore all'occhiello della mia amministrazione. Noi ci siamo impegnati fortemente per riaprire la scuola che a Castelnuovo Belbo non c'era più da 25 anni. L'abbiamo aperta 4 anni fa con 16 bambini, quest'anno abbiamo 29 iscrizioni, abbiamo dovuto dare praticamente tutto il piano terreno per la scuola materna. Questi sono i passi, piccoli passi, ma che dopo nel tempo praticamente si distinguono di questi paesi che magari chi è lontano, magari chi è a Roma, magari non ha neanche l'idea, o forse non riesce neanche a immaginare i sacrifici che si fanno, magari i comuni, i sindaci, eccetera, molti sacrifici, volontariato. E grazie al volontariato guardate cosa si possono fare, dei piccoli miracoli, anche se 10 anni prima magari il terremoto ha distrutto non tutto ma quasi. Detto questo, andiamo di nuovo in piazza per concludere la nostra puntata, però prima c'è una premiazione molto importante delle cantine, dei vini. Sì, abbiamo fatto, quest'anno c'è la prima così, diciamo, premiazione per il primo concorso enologico dei vini della comunità collinare Vigne Vini. Hanno partecipato 17 vini e oggi alle 17 faremo la premiazione. Quindi seguitemi prima ancora di concludersi e dirvi buonanotte. Andiamo, per adesso seguitemi ancora. Il cuore di una donna tutto ti può donare, è grande, 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 è grande come il mare. Il cuore di ogni donna è come una canzone e porta come il mare un'onda di emozione.
Se ti senti un po' stremato, se sei stressato, dai retta a me. Molla tutto, va in campagna, lascia da parte ogni pensiero. Fatti un giro tra i filari di una vigna e poi vedrai che starai subito meglio quando pensi al vino che poi ti berrai. Viva l'uva, viva il vino, dal sapore sopraffino, che sia rosso, che sia bianco, di lui proprio non mi stanco. Viva l'uva, viva il vino, che brio mi dà, porta un senso di allegria, che male non fa. Non c'è niente di più bello se vuoi trovare serenità. Stai sicuro che in campagna un'altra storia ti sembrerà? Tra i filari della vigna, tutto rosa tu vedrai. Poi starai subito meglio quando pensi al vino che poi ti berrai. Viva l'uva, viva il vino, dal sapore sopraffino, che sia rosso, che sia